Coldiretti già negli anni 70 era orientata sulla multifunzionalità dell'azienda. Infatti nel 1973 nacque l'associazione Terra Nostra. Terra Nostra nasce appunto con lo spirito di promuovere l'agriturismo a livello nazionale. Qua in Sardegna abbiamo una sede regionale e 4 sedi provinciali: Cagliari, Oristano, Nord Sardegna e Nuoro Ogliastra. L'agriturismo in Sardegna nasce negli anni 80, la prima norma che disciplina l'agriturismo è la 32 del 1986. Oggi l'agriturismo deve rispettare la norma numero 11 dell'11 maggio del 2015. Chi può svolgere l'attività agrituristica? L'attività agrituristica può svolgerla esclusivamente un imprenditore agricolo, in quanto è un'attività complementare a quella agricola. All'interno della legge dell'agriturismo praticamente è compresa sia l'agriturismo, l'ititurismo, la pescaturismo, la fattoria didattica e la fattoria sociale. Attualmente in Sardegna abbiamo circa 800 aziende agrituristiche dislocate su tutto il territorio regionale. Come dicevo, appunto, può svolgere l'attività agrituristica un imprenditore agricolo singolo o associato oppure anche un componente del nucleo familiare, purché sia iscritto ai ruoli previdenziali. L'imprenditore agricolo deve presentare alla SUAP del territorio di competenza una DUAP che ovviamente poi va trasmessa al Comune, alla ASL, all'INPS e all'Agenzia Laore. L'Agenzia Laore tiene e aggiorna l'albo regionale. Infatti l'operatore agrituristico ha l'obbligo di frequentare un corso di 150 ore nel momento in cui inoltra la domanda ha esattamente 36 mesi di tempo per poter svolgere questo corso di formazione. All'interno dell'attività agrituristica è compresa sia la sola ristorazione oppure l'ospitalità, ma anche la vendita diretta dei prodotti e le attività quale attività ricreative, didattiche, culturali e sportive. Diciamo che l'imprenditore agricolo può svolgere anche tutte queste attività all'interno della propria azienda, oppure decidere di svolgere solo l'ospitalità piuttosto che la ristorazione o entrambe. Le aziende agrituristiche devono rispettare un massimo di 16 camere per un totale di 30 posti letto, mentre per chi svolge l'agricampeggio può avere un massimo di 10 piazzuole per un totale di 30 campeggiatori. Le aziende che somministrano i pasti possono somministrare 100 coperti a pranzo, 100 coperti a cena, oppure 200 a pranzo o 200 a cena, sempre per un massimo di 1800 coperti mensili. È possibile, nel momento in cui magari organizzano dei banchetti un po' più numerosi, richiedere delle deroghe al Comune per un massimo di 3 deroghe mensili e 15 annuali. Un altro importante voce all'interno della legge è quella del rispetto della connessione. In che modo può essere constatato? Utilizzando il tempo lavoro oppure il reddito. Tempo lavoro nel senso che il tempo lavoro dedicato in agricoltura deve essere sempre superiore rispetto al tempo dedicato in agriturismo, oppure il reddito agricolo deve essere ovviamente maggiore rispetto al reddito agrituristico. Hanno anche un compito molto importante, quello di rispettare la prevalenza, nel senso che l'85% dei prodotti devono essere utilizzati durante la somministrazione dei pasti, devono essere prodotti al 100% regionali, di cui il 35% proveniente dalla propria azienda, cioè possono essere prodotti nati e comunque coltivati in azienda e trasformati in azienda, oppure prodotti acquistati da altre aziende e trasformati in azienda, mentre il 50% degli altri prodotti devono essere comunque prodotti regionali certificati. Dunque ci deve essere massima trasparenza sull'acquisto dei prodotti che può essere tracciato attraverso la fatturazione. Esiste anche un 15% di prodotti in deroga, che sono quei prodotti
prodotti che fanno parte ovviamente nei nostri menù che ovviamente non vengono coltivati qua in Sardegna, quale il tè, lo zucchero, il caffè e via dicendo. Questo è praticamente il riassunto della legge regionale che ogni imprenditore agrituristico deve rispettare. Poi all'interno dell'associazione Terra Nostra abbiamo una carta dell'accoglienza, che sono una serie di regole che l'imprenditore agrituristico deve rispettare, che è quella che è compresa anche all'interno del progetto di Campagna Amica, quella di essere sempre più trasparenti nei confronti degli ospiti e dei clienti, è quello di garantire sempre il prodotto a chilometro zero.